Botter, si consolida la ripresa anche nel metalmeccanico trevigiano? Sicuramente, allora, i dati che a fine anno ha presentato la Camera di Commercio e sui quali noi abbiamo costruiamo il nostro ragionamento dicono che c'è un consolidamento della ripresa nel manifatturiero e c'è un consolidamento della ripresa nel metalmeccanico, anche perché il metalmeccanico insiste in quello che è il pezzo del manifatturiero trevigiano in maniera significativa. Il saldo assunzioni licenziamenti nel 2017 nel settore è stato positivo, però non è tutto oro quello che luccica, voi dite? Diciamo di sì, nel senso che da un lato abbiamo appunto un elemento di consolidamento della ripresa nel manifatturiero e nel metalmeccanico. Da un punto di vista occupazionale, il dato a settembre 2017 dice che c'è un saldo positivo di 2510 posizioni, quindi il dato è sicuramente positivo, nel senso che c'è un recupero. È un recupero che oltretutto registriamo almeno a partire dagli ultimi 3 anni. Qual è il punto? Il punto è che se andiamo a vedere quel saldo occupazionale, come si distribuisce per tipologia contrattuale di assunzione, vediamo che il contratto a tempo indeterminato non arriva nemmeno al 5%, è un 4,8%, e vediamo che il rapporto di lavoro in somministrazione piuttosto che a tempo determinato diretto, se sommiamo i dati superiamo l'85%. Avete rinnovato diversi contratti, una decina, ce ne saranno altri anche nei prossimi mesi in aziende importanti, bisogna puntare di più sulla contrattazione di secondo livello. Beh, sicuramente, a partire dall'ultimo rinnovo contrattuale, mi riferisco al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, noi dobbiamo assolutamente andare a prenderci fabbrica per fabbrica la capacità di produrre ricchezza delle aziende. Noi dobbiamo assolutamente, l'abbiamo cominciato a fare nel 2017, recuperando anche aziende dove non si faceva la contrattazione aziendale da anni, e dove siamo riusciti ad attivare nuova contrattazione, ma per il 2018 e per i prossimi anni il primo punto all'ordine del giorno sarà sicuramente quello di implementare il numero di aziende dove riusciamo a portare a casa contratti collettivi aziendali, quindi sistemi premianti e integrativi dal punto di vista reddituale, premi di risultato, ma anche migliori condizioni di lavoro relativamente agli orari piuttosto che alle tipologie appunto anche contrattuali. C'è un rischio che i lavoratori vengano pagati sempre più in welfare anziché in moneta? Allora, sicuramente quando parliamo di soldi c'è sempre un elemento fiscale che ci trasciniamo nella discussione sia dal lato delle imprese sia rispetto alla pressione fiscale sul lavoro dipendente, è evidente. Il welfare in qualche modo, a partire anche dal contratto nazionale dei metalmeccanici, è diventato e si sta provando a farlo diventare un elemento contrattuale, ma più che altro per provare a governare il welfare, perché noi non vogliamo che le retribuzioni dei lavoratori diventino e vengano sostituite dal welfare e dai flexible benefit. Noi riteniamo che il welfare e i flexible benefit possano essere un elemento in più dove vado a recuperare, e perché faccio il ragionamento fiscale, dove vado a recuperare, diciamo così, vado ad azzerare la pressione fiscale e contributiva. Però bisogna stare molto attenti perché poi il welfare e i flexible benefit rischiano di diventare una sorta di circolo vizioso. Cerco di recuperare l'elemento economico attraverso il welfare e i flexible benefit, ma poi scopro che sono molto più, diciamo così, rigido nella possibilità di spesa di quegli elementi. Quindi ho un potere d'acquisto più alto, però che sta dentro a quelle che sono le linee del TUIR, articolo 51 e 100, perché col welfare non posso fare proprio tutto quello che voglio, mettiamola così, ok? Quindi sicuramente il welfare è uno strumento, è contrattualizzato, però va in qualche modo gestito, anche perché per noi poi welfare, flexible benefit, noi quando pensiamo a welfare pensiamo a previdenza integrativa, sanità integrativa, pensiamo a strumenti che vadano in qualche modo a sostenere il welfare pubblico. Che il welfare diventi sempre e solo e comunque buoni spesa, buoni benzina, è comunque una visione, una lettura riduttiva. Poi serve anche quello, ma è comunque una visione riduttiva. Electrolux, situazione delicata, c'è un contenzioso legale in corso che vede anche il sindacato Sì. provinciale Allora, in prima fila.
È evidente che se c'è un contenzioso legale in corso, buona prassi è quella di essere molto, diciamo così, attenti nelle dichiarazioni, perché se noi abbiamo attivato quel percorso legale come FIOM provinciale, siamo impegnati in una causa per condotta antisindacale dell'impresa, perché noi abbiamo attivato quello che la legge 300 individua come articolo 28, appunto quell'articolo che va a tutelare la libertà di iniziativa sindacale, è evidente che per noi lì c'è un problema. Però è altrettanto evidente che il problema è talmente delicato e complesso che, se mi permettete, in questa fase preferirei in qualche modo dichiarare il meno possibile, proprio perché oltretutto nella fase sommaria il Tribunale del Lavoro non ci ha dato ragione, adesso stiamo ricorrendo per cercare di arrivare alla fase di approfondimento e quindi in qualche modo portare a casa il risultato, perché noi riteniamo che quello che è successo in Electrolux sia un problema sia per l'RSU che è stato licenziato, sia per i lavoratori di quell'azienda che oggi si trovano senza rappresentanza sindacale, ma sostanzialmente è un problema provinciale, per quello ci siamo mossi anche a livello provinciale, proprio perché noi assolutamente a partire da giugno non vogliamo che quello sia il modo con cui le imprese gestiscono il rapporto con noi all'interno delle fabbriche. Non è così che si fanno buone relazioni. È evidente che le buone relazioni si fanno discutendo al tavolo, cercando di risolvere i problemi, sporcandosi anche le mani quando serve, ma sostanzialmente in un clima di condivisione e partecipazione. Io guardo a queste relazioni sindacali. Pedinare un RSU per poi licenziarlo, mi permetto soltanto di dire cose che ho già dichiarato ancora quest'estate, non è necessariamente il modo migliore per esercitare relazioni industriali in buona sostanza.